Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati con noi e i nostri ospiti. Parliamo a grande desiderata da parte vostra del settore automotive, dell'auto in particolare, come sta andando. Sappiamo che interessa moltissime persone, che tanti di voi ci hanno anche scritto per avere degli indirizzi, dei suggerimenti, per capire che cosa fare, chi deve fare questa grandissima scelta, perché ormai visti gli investimenti richiesti per molti diventa una scelta anche strategica importante in proiezione futura. Un investimento, come ci ha scritto una signora, effettivamente non dovrebbe essere così, ma noi purtroppo siamo arrivati a sto punto, almeno in Italia. Protagonisti della nostra puntata, ci fa piacere avere Giorgio Sina, presidente del gruppo Auto e Moto di Confcommercio del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben ritrovato Massimo Ghiraldo, presidente sempre Automoto Ascom Confcommercio Padova. Grazie a voi. Grazie anche a lei. Allora, da un lato il focus su Padova e dall'altro sul Veneto. In realtà non è così, perché ognuno ci darà un apporto per andare in questo spaccato interessante della nostra economia. Ma è ancora, partiamo con lei Presidente, uno spaccato dell'economia e settore automoto? Diciamo che l'economia incide molto sul settore dell'auto, perché l'auto è un bene di lavoro, è un bene che serve per lavorare e quindi soprattutto è un bene anche che dà lavoro a tante persone. Consideriamo che a livello Italia... Ha un indotto tanto rilevante. L'indotto, esattamente, a livello Italia il PIL derivante dall'auto è l'11%, quindi è molto 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 importante. E quindi evidentemente noi che siamo l'ultima anello di connessione tra la produzione e il cliente, siamo quelli che poi dobbiamo cercare di vendere, perché vendendo si incrementa ancora di più la produzione e soprattutto si risolvono un po' le aspettative della clientela, che sono quelle di usare l'auto come bene di lavoro e non come lo era una volta, come bene anche magari così di divertimento. Ecco. Come status symbol. Brava, esattamente. Infatti che non lo è più diventato. Però molti cittadini privati dicono che non acquistano la macchina a fronte del fatto di tenersi quella vecchia e poi di usare quella aziendale. Quindi tante aziende comprano macchine, riescono a scaricare molto di più anche per i dirigenti più che per i dipendenti, eccetera. Quindi si usa questa strategia qua. E questo falsa un po' i dati, no? Allora, quello che falsa un po' i dati sono nuove tipologie di acquisto, tipo il noleggio. Adesso abbiamo il noleggio che c'è a breve, medio e lungo termine. Il famoso leasing, per intendere. Allora, il noleggio sostituisce in parte il leasing. Mentre una volta avevamo due tipi di acquisto dell'auto, o l'acquisto personale o dell'azienda, l'acquisto secco oppure l'azienda tramite il leasing o una finanziaria che si faceva pagare il mezzo ogni mese, però dopo alla fine del suo pagamento il mezzo rimaneva di proprietà di chi lo acquistava. Adesso invece abbiamo più forme, abbiamo l'acquisto diretto, l'acquisto tramite leasing, a noleggio medio-breve termine e con varie soluzioni di acquisto tramite le finanziarie, dove abbiamo delle prime rate di vari importi e il riscatto della vettura, anche questo dell'importo che sceglie il cliente e con la durata più o meno che viene concordata tra l'acquirente e la finanziaria che gestisce il finanziamento. Per cui abbiamo più acquisti e più tipologie di acquisto, per cui la vettura a volte viene immatricolata in altre province rispetto a quella del conducente.
Quindi non c'è più una risposta dei dati che rispecchia effettivamente l'andamento? Ma diciamo, questa è un po' difficile rispetto ad una volta, certo, calcolare l'immatricolato per singola città, anche perché adesso anche le nostre strutture di concessionaria non sono più delle concessionarie locali di una certa dimensione, ma sono di dimensioni molto più elevate, per cui possono avere la sede in più province certo, rispetto, cioè più province del Veneto o addirittura anche a livello nazionale. Chiaro. Allora Presidente, visto che ci siamo arrivati, come sta andando la situazione a livello Veneto rispetto ad all'Italia? E vabbè, non teniamo conto allora, diciamo che in Italia c'è quest'anno un piccolo incremento di mercato, no? Un 6% circa. Il Veneto i primi 3 mesi di quest'anno perde il 2,5%. Però non confondiamo sempre, come si fa spesso, meglio ancora, quello che è la vendita e quindi il mercato del venduto dal mercato dell'immatricolato, che è quello che stiamo vedendo. L'immatricolato rispecchia le vendite fatte nei mesi precedenti e quindi va a prendere dentro anche macchine vendute prima. Il mercato, a me piace sempre di più leggerlo secondo quello che è oggi, ossia i primi 3 mesi quante macchine abbiamo venduto, non quante ne abbiamo immatricolate. Se noi prendessimo questo dato, purtroppo avremo un calo da un 15 a un 20%, dipende dalle province, in generale nel mercato del Veneto, che poi rispecchia anche un po' quello che è l'Italia, a livello punto nazionale, più, infatti. punto meno, Esatto. esattamente. C'è una distinzione nel territorio provinciale, Massimo Ghiraldo, Presidente? Beh, allora, come ha detto Giorgio, noi quando riceviamo i dati li spacchettiamo, perché arrivano da molte fonti di immatricolato. Ci sono i chilometri zero, ci sono, come dicevo prima, le macchine immatricolate in altre province perché magari alcune concessionarie hanno la sede in altre province. Poi ci sono l'immatricolato per tipologia di proprietario, perché alcuni sono privati, alcuni sono intestate a delle aziende, altri al noleggio, a leasing o ad altre società. Ecco, per cui cerchiamo di spacchettare. Addirittura adesso ci stanno arrivando dei dati che sono riferiti alle sensazioni delle concessionarie, cioè quello che vedono le concessionarie all'interno delle loro sedi. Ogni mese noi rispondiamo a dei questionari che convogliano in un centro studi e dopo ci vengono dati i dati, per cui non sono dati numerici, ma sono dati di sensazioni che dopo vengono tradotti in numero, però non derivano proprio dall'immatricolato. Questo perché abbiamo, spacchettando i dati, molte, vengono influenzate da molte cose. Che percepito c'è quindi? Che sensazione c'è? No, in questo momento il percepito, non dobbiamo più fare un riferimento ai dati di prima della pandemia, perché il mercato è cambiato enormemente. Ecco, perché molti fanno riferimento ancora a quei dati del 2018-2019, però quelli ce li dobbiamo un po' dimenticare, ma dimenticare anche perché sono due mercati completamente diversi. Ecco, la sensazione è quella che purtroppo abbiamo dei problemi un po' del potere d'acquisto, soprattutto delle famiglie, e questo influenzano il mercato, perché ad esempio abbiamo il mercato dell'usato che ha una certa dinamica positiva, quello del nuovo un po' meno. E quindi i prezzi, ci sono i prezzi in mezzo? Sì, però se guardiamo da queste statistiche che dopo vengono anche ribaltate, diciamo, sull'utilizzatore, il prezzo e questo è l'utilizzatore, l'acquirente della vettura che lo dice, il prezzo va in terza, quarta, la problematica del prezzo in terza, quarta categoria. I dati più rilevanti sono la fiducia e il potere d'acquisto delle famiglie. Però potere d'acquisto e prezzo vanno pari passo.
Alla fine io ho potere d'acquisto che arriva fino là, quindi quel prezzo lì è troppo alto per me. Lo so, però purtroppo le tecnologie sono cambiate, i volumi sono cambiati e sono cambiate tante cose, per cui il prezzo che avevamo delle auto diciamo prima della pandemia non lo ritroviamo più. Ecco, mi allaccio a questo, non c'è il rischio quindi sempre più, visto che salvi i miracoli che non sembra nessuno abbia intenzione di fare, il potere d'acquisto degli italiani quello resta, a meno che non si inventino nuove formule di guadagno che poi verranno ipertassate, quindi non vedo speranze, che si punti su un riciclo come avviene dico l'India, adesso l'India sta crescendo verticolosamente, però a questo punto ci sono delle realtà, Cuba, giravano macchine di 50 anni fa e alla fine, esatto, sì, faremo la Cuba d'Europa, si rischia una cosa del genere, o paesi dell'est dove si vedevano macchine secolari, i meccanici capaci ci sono, che sanno comunque riadattare, risistemare eccetera, e la macchina ti va avanti secoli. Ma allora non dimentichiamoci però che le auto, allora innanzitutto in Italia ma anche nel Veneto abbiamo un parco circolante che ha il 60% dello stesso ha più di 10 anni. Sì, uno tra i più vecchiotti. Quindi è uno tra i più vecchi, poi soprattutto in Italia abbiamo il parco più vecchio d'Europa. Ecco, abbiamo però, sempre sti primati. Abbiamo sempre sti primati, però attenzione, le macchine vanno sostituite perché le macchine anziane hanno meno sicurezza, certo, ma assolutamente. Costa di più manutentarle, inquinano molto, quindi stiamo parlando di transizione ecologica e stiamo evidentemente, non possiamo non pensare che le macchine vadano sostituite. È chiaro che il potere d'acquisto è sempre più basso, è chiaro che le auto sono aumentate, perché negli ultimi 3 anni sono aumentate di un 30%, è anche vero però che le macchine sono più dotate e più sicure rispetto anche a prima della pandemia. Ora, dobbiamo secondo me vedere anche in positivo, no, questa cosa, nel senso che noi abbiamo un'auto più performante, costa un po' di più, ma anche le persone hanno più possibilità di acquisto, tra virgolette, nel quello senso che raccontava il Presidente esatto, hanno meno potere di acquisto a livello economico, ma più potere d'acquisto perché noi concessionari assieme alle case abbiamo veramente tante forme di pagamento, anche a tasso zero addirittura, no? Abbiamo delle forme di pagamento misto. Cioè uno può entrare e dire voglio pagare 250 euro al mese perché di più non posso pagare, noi gli vestiamo il finanziamento come vuole lui, certo. Quindi è vero che c'è la crisi, è vero che è tutto difficile, però è anche vero che dovremmo cercare poi anche di uscirne e di capire che comunque c'è la possibilità di trovare il modo di acquistare l'auto, ma soprattutto per averla più sicura. Assolutamente. Ecco, io temo, c'era un messaggio che era arrivato di un telespettatore che, vediamo se me lo mette in onda la regia. Cara Elena, sono stato in una concessionaria la settimana scorsa per mio figlio, ho deciso di muovermi per l'usato, puntini puntini fa capire perché, e io qua dico, si sta incuneando la Cina, attenzione, il mercato cinese sta arrivando, anzi, beh, voi lo sapete, magari non le vendete voi, però no, le vendiamo anche noi, ma voglio dire, interessano moltissimo, perché alla fine uno dice la macchina è nuova, è tecnologica, mi fa lo scopo, non mi interessa più lo status symbol, sono anche carine e spendo meno della metà. Però vede, allora non dimentichiamoci che quando c'è un nuovo player nel mercato la concorrenza fa bene a tutti, no? Nel senso che i cinesi stanno arrivando, sono arrivati, ci sono già presenti, non dimentichiamoci che anche tra i cinesi ci sono là 150 marchi che loro producono auto, certo. Ma di quelli attivi in questo momento veramente, soprattutto in Italia, ce ne sono meno di 10, quindi anche i cinesi guardiamo bene fino a che punto vale la pena sceglierli, perché ci sono dei cinesi tipo DR, BYD, oppure anche, non lo so, il marchio che tratta la Fiat lì, la Leapmotor,
la Dongfeng, che sono marchi, la Omoda, che sono marchi che comunque stanno entrando in Italia sempre più prepotentemente, o Lynk & Co mi viene in mente, no? Che è del gruppo Volvo. Però guardiamo anche che comprare un'auto cinese può essere vantaggioso il prezzo, ma comunque se dopo andiamo anche a valutare, ci sono anche delle altre marche, delle altre case che rappresentano tutti i colleghi, compreso noi nel territorio, che poi alla fine non sono così tanto lontane di prezzo, no? Perché se mettiamo in conto tutta la sicurezza attiva, passiva e preventiva, e soprattutto tutto quello che offre la macchina a livello di accessoristica, di optional, magari poi ci avviciniamo. Però i cinesi ci sono, ce li teniamo, ben vengano, vanno bene, fa bene al mercato. L'usato sì, l'usato è un altro bel mercato. E io dico, meno male che c'è, no? Perché l'usato comunque non dimentichiamoci che se escludiamo quello scambio tra privati, che il privato si vende la macchina a un altro privato, è il doppio del mercato del nuovo. Ah, sì, assolutamente. Quindi anzi, se il mercato del nuovo è 1,6 milioni in Italia, l'usato è 3,2. Allora il mercato dell'usato è un mercato importante. E gli utenti, se hanno indecisione su cosa comprare, prendo ibrido, prendo plug-in, dopo entriamo su questo capitolo, infatti. Prendono l'usato, che comunque 2 o 3 anni di vita con pochi chilometri va benissimo lo stesso e risparmiano. Assolutamente. Torniamo su questi temi, rispondiamo anche eventualmente ai vostri messaggi WhatsApp tra poco, dopo la pubblicità.